Anche se il principio della compensazione è presente nel decreto sui pagamenti della pubblica amministrazione licenziato dalla Camera, la praticabilità di fatto non esiste. È quanto ha affermato in settimana Giuseppe Sbalchero, presidente di Confartigianato Imprese Veneto. Il meccanismo della compensazione previsto dal provvedimento, egli ha spiegato, rimane paradossalmente limitato solo a quelle imprese inadempienti nei confronti del fisco e fino a concorrenza dell'importo indicato in cartella esattoriale. Restano invece escluse le imprese che hanno sempre adottato un comportamento corretto, che sono la stragrande maggioranza. Il risultato finale è che per le imprese recuperare i loro crediti verso la pubblica amministrazione ad oggi rimane un percorso ad ostacoli. Ci sentiamo presi in giro e pertanto contestiamo questa scelta, ha proseguito Sbalchero. Chiediamo una rapida inversione di marcia perché alle imprese che non vivono di illusioni e di promesse occorre dare risposte certe e immediate.